Bene, eccoci rientrati in studio. Allora ci eravamo salutati prima della pubblicità con il signor Gianfranco da Padova che si domandava ma in che paese siamo? Allora una telefonata che ha subito sollevato l'interesse anche dei nostri ospiti. Abbiamo Fabio Maggio che voleva rispondere, giusto? Sì, il signore pone un problema che è drammatico e che riguarda tantissimi imprenditori e non solo. Ed è quello dell'accesso al credito, perché prima parlavamo del fatto che diamo 7 miliardi e mezzo di euro alle banche. Io prima di pormi il problema di quanti soldi diamo alle banche porrei il problema di dire questi soldi cosa ne fanno le banche, nel senso che dobbiamo obbligare le banche a riaprire i rubinetti del credito. Non è un problema che oggi le banche ricevono degli aiuti pubblici, lo hanno fatto in tutta Europa, in Inghilterra hanno nazionalizzato la Banca di Scozia. Il problema è l'accesso al credito da parte dei nostri imprenditori. Primo problema per rispondere al nostro ascoltatore. La seconda domanda è in che paese siamo? Siamo in un paese in cui probabilmente anche il Parlamento ha perso la bussola visti gli accadimenti degli scorsi giorni, perché io continuo a ribadire che è ingiustificabile, e lo dico anche con tutto il rispetto agli amici grillini e alcuni amici della Lega che in Parlamento hanno sventolato le manette, che non è quello il modo di comportarsi, nella misura in cui è vero che il cittadino ha il diritto di protestare, ma chi fa politica ha il dovere di agire, non di protestare in Parlamento. E in Parlamento si agisce con mezzi e strumenti che sono dettati dai regolamenti parlamentari e anche dal buon senso di chi fa politica, perché l'amico dell'Italia dei Valori diceva una cosa giusta prima, diceva è solo portando avanti con costanza le cose nell'amministrare quotidiano che si portano a casa i risultati. Beh, io per tornare a qualcuno diceva l'IMU è un segnale, siamo tutti d'accordo che non siano cifre allucinanti, però è un segnale, è l'unico segnale in questo paese che le tasse diminuiscono e dovremmo fare molto di più. E porto l'esempio del mio comune, visto che parliamo di amministrazione. Pederoba è uno dei pochi comuni in cui siamo riusciti a fare a meno degli introito dell'IMU e non abbiamo nemmeno applicato la maggiorazione che tantissimi comuni invece hanno applicato. Siamo un comune a cosiddette tasse zero per quest'anno, a IMU zero. Quindi voglio dire, la buona amministrazione si fa con gli atti e con l'impegno quotidiano, non certo sventolando bandiere, sventolando cartelli e sventolando le manette. È che forse i regolamenti parlamentari implicano poi delle tempistiche, certo, implicano tempistiche, ma se noi mandiamo in Parlamento delle persone, si presuppone quantomeno che siano preparate, che le classi dirigenti siano l'eccellenza di un paese. Il vero problema, e lo dico magari anche con un po' di spirito di autocritica, anche se Forza Italia ha legislatori molto competenti in questa legislatura e nella legislatura precedente, ma non è vero ad personam, perché ti faccio riflettere sul fatto che in Commissione Lavoro abbiamo avuto grandissimi parlamentari che si sono distinti per la loro attività. Vorrei dire però che a questo punto dobbiamo mettere maggiore attenzione su chi selezioniamo per andare in Parlamento a questo punto, perché se poi gli esempi sono il Buonanno di turno o i grillini di turno, i grillini ormai ne hanno fatto una qualità, come dire, distintiva. Però... E qui ritorniamo a parlare del Porcellum. C'era anche Tommaso Razzolini che voleva rispondere. Sì? Razzolini, esatto, sì. Da figlio di imprenditore appunto mi pongo veramente il problema, perché a volte il lavoro non è che manca, ma tra l'anatocismo bancario, che appunto lo posso confermare che sussiste, mio papà ha avuto anche questi problemi, cioè a volte proprio le banche non danno la possibilità, anche per aver chiuso il rubinetto del credito di un'azienda, e quindi dar da mangiare oltre che poi al titolare e a tutte le persone che ci lavorano. E questa è veramente una cosa preoccupante. La Banca Centrale Europea aveva prestato del denaro alle varie banche al tasso dell'1%. Queste banche cosa hanno fatto? Si sono ricapitalizzate comprando i titoli di Stato e non aiutando di certo le imprese, ma se le imprese non funzionano, se non c'è l'economia reale dove la gente lavora, se non ci sono le fabbriche, si muore, perché i servizi, la finanza non possono aiutare se manca lavoro reale. E qui devo per forza spezzare una freccia a favore del nostro assessore del Veneto, Elena Donazzan, che lei è in prima linea e sta aiutando veramente le imprese ad andare avanti. Quindi spero insomma che i politici a livello nazionale possano seguire il suo esempio. Certo, volevo far intervenire anche Ernesto Callegaro. Voi fate parte del Comitato Popolare, giusto? Comitato Popolare 580, per l'articolo che
praticamente tratta l'istigazione al suicidio. Cioè io faccio un piccolo commento su quello che ho I sentito. primi risultati li avete ottenuti, se non sbaglio, no? Risultati Con questa denuncia di massa agli perché, ultimi 3 sì, governi. La denuncia ha già superato abbondantemente le 30.000 querele, diciamo, poste nelle varie stazioni dei Carabinieri o Polizia di Stato, e le procure hanno iniziato ad aprire i primi fascicoli, tra l'altro anche la procura di Padova. Dopo questa cosa qui non si sa dove andrà a finire. Di sicuro nessun politico arriverà mai alla sbarra, perché sappiamo come funzionano queste cose qui, però è un segnale che finalmente i cittadini fanno vedere con un metodo democratico che francamente ne hanno le scatole piene. Quindi, siccome qui in Italia vige un sistema per cui non è mai colpa di nessuno, è sempre responsabilità di qualcun altro. Arriva il nuovo politico di turno, dice ecco, io ho ereditato gli sfasci degli altri, devo sistemare, e questo sistema qui va avanti da 50 anni, non dall'altro giorno. Io stasera ho sentito alcune cose, sono un po' basito, diciamo, al comportamento di certe persone, perché qui abbiamo tanti ragazzi giovani molto intraprendenti e intelligenti. Il problema è che loro già adesso si comportano e parlano in politichese come quelli lì che stanno cercando di imitare. Cioè, ricordiamoci che siamo andati a votare, abbiamo lo stesso Presidente della Repubblica di prima. Un attimo solo, scusa, hanno un problema col tuo microfono. Col mio microfono. Sì, ti hanno zittito. Sente adesso? Vediamo se riusciamo a ritrovare il microfono di Ernesto. Che forse poi non è tanto il discorso se... Allora, abbiamo bisogno di un altro microfono, se gentilmente dopo lo restituiamo. Intanto, Un gelato. tieni Ernesto, scusa. Non è tanto se i politici Scusate. sono dentro le banche, ma se le banche sono nella politica, forse a volte questo... Forse bisognerebbe domandarsi se... Sì, vero? guarda, riprendo brevemente il discorso. Sì. Sostanzialmente noi viviamo in un sistema dove lo spostamento tra quello che fanno i politici a Roma, ma anche certi amministratori locali, e quello che è la vita reale è macroscopico. Questi qui, se tu domandi a un politico di Roma quanto costa un chilo di pane, non te lo sa neanche dire. Cioè vivono nel mondo delle nuvole. Uno non può parlare, ad esempio, di fame nel mondo con la pancia piena. Se tu chiedi ad uno che fa quello Abbiamo un problema, scusami, forse è il cellulare, forse è qualcosa che interferisce con il microfono, per cui ti abbiamo perso. Beh, adesso abbi pazienza, eventualmente ti facciamo rientrare dopo, ma dalla regia mi dicono che a casa non ti sentono, per cui... certo. Allora, a questo punto, adesso torniamo a vedere quelli che sono stati gli avvenimenti di questa settimana. C'è stata anche la protesta della Lega Nord all'Europarlamento in occasione della visita di Giorgio Napolitano e del suo intervento in aula. Noi abbiamo un'intervista che ci ha inviato l'europarlamentare Lorenzo Fontana della Lega Nord, che è stato uno dei protagonisti di questa protesta assieme al segretario della Lega Matteo Salvini, e ascoltiamo allora dalla sua voce quali sono state le motivazioni che li hanno portati a manifestare in maniera così eclatante anche nell'aula dell'Europarlamento, dove peraltro sono stati anche un po' fischiati dai colleghi dell'Assemblea. Vediamo. Oggi, come sapete, è venuto nel Parlamento europeo Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica Italiana. È venuto a raccontarci la solita storia. È venuto a dirci che è irreversibile il processo di integrazione europea, che è irreversibile l'euro e che è irreversibile questa Unione Europea. È per questo che oggi abbiamo deciso di contestarlo. Noi riteniamo che un'altra Europa sia possibile, e lui proprio ha criticato coloro i quali vogliono un'altra Europa. Questo sicuramente non è segno di democrazia. Noi invece riteniamo che un'altra Europa è assolutamente possibile. Stiamo creando appunto delle alleanze con gli amici francesi, austriaci, olandesi, svedesi, fiamminghi e anche ungheresi, perché no? E magari guardando anche a est, quella che è la Russia, quello che è il presidente Putin, un presidente veramente serio, non certo come Napolitano. Noi riteniamo che un'altra Europa sia possibile, un'Europa che ponga innanzitutto il lavoro, un'Europa che riveda i trattati, in particolar modo quelli di Schengen, quelli sulla libera circolazione europea, quelli sull'immigrazione clandestina e anche quelli sull'euro, che purtroppo tanti danni alla nostra economia hanno creato. Quindi la contestazione di oggi era assolutamente giusta per far capire che un'altra Europa è possibile, non certo l'Europa che si sta trasformando in un'Unione Sovietica di quella che per esempio ha voluto Giorgio Napolitano.
Ecco, allora queste le parole dell'europarlamentare Lorenzo Fontana della Lega Nord, una contestazione che ha sollevato ovviamente molte polemiche. Adesso io riprenderei, no, allora prima di riprendere, scusatemi, abbiamo un'altra telefonata, sentiamo il telespettatore. Buonasera, come si chiama e da dove chiama? Pronto? Sì? Buonasera, io sono Paolo qua dal Basso Padovano. Buonasera signor Paolo, prego. Niente, io ho una cosa da dire, no? Prego. Questa politica, no? Questa politica che in questi giorni, no? Si vedono gli litigati in Parlamento, le cazzate che fanno all'Europarlamento, no? E dico, no? Questi italiani, no? Questi poveri italiani, questi italiani veraci, no? Non sono che pagano le tasse, che si danno anima e corpo per non so, stiamo lavorando, continuiamo a pagare e non abbiamo nessun riscontro della politica. Io sono un po' indignato, no, per questa faccenda, no, del Presidente del Senato Grasso che vuole costituire parte del Senato nei confronti di Berlusconi. Per carità, io sono della politica, a questo punto non mi interessa più niente, no? Però con tutti i problemi che ci sono adesso in Italia, no, non stanno facendo niente, ma niente per risolverli. Il vostro logo, Gioventù Politica, io credo nella gioventù, io ormai ho 53 anni, no? E non è che sia vecchio, però insomma è giusto che vengano avanti questi giovani, no? Con la mentalità però diversa dai politici che abbiamo noi adesso. E quelli che sente, mi scusi signor Paolo, quelli che sente qua in studio come sono questi giovani che sente parlare qua in studio? Guardi, le dico una cosa, io credo nella gioventù, nella nuova generazione credo, però devono spazzar via, e ripeto, spazzar via questa politica infame, che ha fatto morire degli imprenditori negli ultimi 5, 6, 7 anni, ha fatto suicidare degli operai perché non avevano più lavoro. Abbiamo i problemi nel Veneto con queste alluvioni che negli ultimi 3 anni, dal 2010 adesso ne abbiamo avuto 3-4, non stanno facendo niente, fanno lo scaricabarile da un posto all'altro. Le dico una cosa, prima di voi ho guardato una trasmissione in un'altra televisione, c'era il sindaco di Montegrotto. Certo, è stata una delle zone delle cittadine più colpite dal maltempo. Sì, io sono qua da Urbana, no? Abbiamo avuto anche noi degli allagamenti qua verso Merlara, verso la provincia di Verona, no? Con il Fratta Gorzone, non so se sia stato il Fratta Gorzone o un affluente, no? E dico, no? Con tutti i soldi che paghiamo, no? Nel 2014 siamo a questi livelli, ma non facciamo, no, per carità, sono catastrofi naturali, no? Per carità, mettiamo anche questo, no? Ma se noi continuiamo a pagare questi consorzi di bonifica e lasciano questi fossati sporchi, lasciano questi fossati da pulire, questa politica che non fa niente, i sindaci che possono fare... Perché Signor Paolo, sia gentile, la interrompo, guardi, domani sera, se non sbaglio, vero editore, domani sera TV7 Match si occuperà specificatamente della questione del maltempo, dell'alluvione, delle opere idrauliche. Questa sera purtroppo parliamo di altre cose, ma... Le dico solo una cosa, i giovani politici, andate avanti, fate presto e spazzate via in fretta questa politica che ormai è al margine. Grazie signor Paolo. Domani sera a TV7 Match alle 21 affronteremo il tema dell'alluvione che abbiamo seguito ieri, tra l'altro in diretta. Prego. Vorrei un attimo rispondere al telespettatore, perché è vero, se ne parlerà domani sera, però è giusto che mentre noi parliamo della tagliola o di più o meno violenza, la gente va sotto acqua, e quindi è un problema reale ed è un problema vero, vivo, che vedono ogni giorno. E bisogna un attimino capire, perché poi quando mi si è detto anche prima, no, che stiamo qui a scimmiottare quelli che magari sono in Parlamento, i nostri rappresentanti o i politici più di lungo corso, vorrei capire che, e ricordare a Paolo, se mi ricordo bene il nome del telespettatore,
che non è che per esempio il Partito Democratico abbia governato molto in questa regione ultimamente, anzi direi che negli ultimi 25 anni ma le elezioni bisogna vincerle, però bene, abbiamo viste anche i vantaggi che non avete governato. Se non si ha consenso non si vince. Se non si ha consenso non si vince. Di sabbia allora ad Urbana. Quindi fammi capire, la responsabilità delle alluvioni se non si vince non si governa. No, però il bacino scolmatore, scusa. No, si dice da 15 anni si parla di questi bacini e di chi è che li blocca i bacini scolmatori? Magari qualche associazione ambientalista che o è vicina al Partito Democratico o oggi ha fatto ingresso nel movimento dei grillini, e te lo dico da amministratore perché è così. E io te lo dico chi blocca i lavori nei letti dei fiumi che oggi causano le inondazioni è chi da anni fa i ricorsi al TAR, al Genio Civile e blocca i lavori, e sono associazioni che hanno nomi precisi e questi sono i responsabili. Se l'ultimo quando è andato al TAR era semplicemente perché c'era un'infiltrazione mafiosa al bacino di laminazione che c'era sopra al Brennero. Vi fermo un attimo, c'è un giovane che vuole intervenire. Sì, salve, buonasera. Volevo solo ricordare che mentre negli ultimi giorni, l'ultima settimana qui in Veneto pioveva e come diceva anche il telespettatore andavamo tutti sott'acqua e il governo faceva le proprie manovre per dare soldi alle banche o quanto è stato detto finora, quando oggi Zaia è andato dal ministro Letta sì, a chiedere i soldi frutto delle nostre tasse per ripagare, mitigare i danni subiti dai nostri cittadini, Letta facendo spallucce ha detto che non aveva liquidità e non c'era cassa per poter appunto fornire del credito a usufrutto dei nostri stessi concittadini. E c'erano 300 milioni di euro dati per invece l'identità veneta, importantissima al posto di però Roma l'ha ricevuta 2 giorni dopo lo stato d'emergenza. Vabbè, parliamo sempre contro Roma. No, io non parlo contro Roma, io ne faccio una questione solo amministrativa. Allora, io ne faccio una questione politica, 300 milioni di euro fatti per l'identità veneta, quando si potevano benissimo sistemare gli argini, secondo me sono spesi male. Anche 70 milioni di euro rubati dalle casse delle autotrasporti romani da parte di amministrazioni di sinistra non se ne parla molto, si parlano di queste cose. Però, allora, se dobbiamo farne... Però papale, siccome chi ha fatto partire l'attribuzione di responsabilità non siamo certo noi, mi pare un po' vogliare parlare di attribuzione, di scambiarci le colpe quando la gente sta sott'acqua. Ti dico semplicemente che c'è una questione precisamente amministrativa che attiene al fatto che i letti dei nostri fiumi non sono puliti da decenni, perché non appena il Genio Civile entra con le ruspe viene puntualmente fermato da qualche ricorso. Io non credo che sia solo questo. In 15 anni di bonifica senza soldi di Galan, cioè vogliamo dire chi sono, qualcuno ha detto abbiamo vinto le dovete cambiare argomenti, però per quello siete fuori dal Parlamento e anche dall'amministrazione, bisogna cambiarli questi argomenti, tra virgolette, dall'oggi al domani. Dopo rispondo in merito anche all'impeachment. Le opere vengono pianificate e negli anni vanno fatti degli investimenti. Allora, se oggi Zaia dice quello che c'è stato prima di me non ha mai fatto questi interventi, e sono interventi che non si possono improvvisare dall'oggi al domani, quando si fa un qualsiasi opera, l'opera va a travalicare quello che sono le singole amministrazioni che durano per 5 anni, durano per anni. Allora, nel momento in cui non si fa manutenzione degli argini e si arriva a questo punto, non è solo questa volta qui, abbiamo visto altre alluvioni altre volte, dove i media naturalmente locali hanno dato molta attenzione, mentre a livello di RAI non se ne è mai parlato, e la gente che si ritrova a questo problema forse magari dovrebbe avere la memoria storica di capire forse la prossima volta a chi dare fiducia. Dopodiché possiamo ragionare su quello che sono le soluzioni, però non dimentichiamoci che la manutenzione, non abbiamo imparato niente da quello che faceva la Serenissima. Ti fermo un attimo, c'è, non mi ricordo il nome, Francesco Gaberlotto. Memoria storica ce l'abbiamo, è inutile andare a dare la colpa alla destra che ha governato in Veneto sinora, perché i soldi non ci sono neanche per l'Emilia Romagna, che sicuramente non ha... 20 anni fa non c'erano. No, adesso nell'alluvione recente i soldi non ci sono, e memoria storica mi insegna che i soldi destinati al terremoto dell'Aquila sono stati indebitamente intascati da chi era a sinistra, per cui è inutile che ci rimbalziamo le colpe, è colpa tua, è colpa nostra. Dimentichiamoci per una volta di andare io contro di te, tu contro di me.
Cominciamo invece davvero a far lavorare il genio civile e a fargli sistemare quegli argini, così la gente non andrà più sott'acqua. Quello è importante, no dire colpa tua o colpa mia. No, grazie Francesco. Marco Schiesaro, sei qua, scuoti la testa, un po' ridi, un po' sorridi. Perché non me ne frega un tubo di quello che sta dicendo l'amico del Partito Democratico, dell'Italia dei Valori, tutte queste boiate che dicono quando abbiamo a Milano uno che gira con l'ascia e sfascia la gente che cammina per strada, loro votano il decreto svuota carceri, l'indulto, i carabinieri corrono dietro ai delinquenti, questi li liberano, ci dicono che la regione non fa il suo lavoro quando a Padova d'estate ogni volta che piove la zona degli ospedali va sempre sotto acqua, e sì che non mi sembra che stia governando il centrodestra a Padova, no? Okay. Quante tombinature sono state fatte a Padova? Prego? Negli ultimi 20 anni quante tombinature sono state rifatte? Infatti, e peraltro un amico mi rispondeva che l'assessore Michalizzi, peccato che non ci sia qua, ma una chiacchierata mi piacerebbe farla, non ha fatto un bacino di laminazione a Padova che fosse opera compiuta da parte del comune di Padova. Sei mal informato. E quindi questi addossano la colpa alla regione Veneto, cioè sono i primi ad avere le colpe, loro scimmiottano la vecchia politica, sì, cioè adesso non ho detto che sei una scimmia, scusami. Ho detto che stai scimmiottando la vecchia politica, ma ti sei male informato, perché forse ho detto che e poi questi qui fanno anche la raccolta firme per il gioco d'azzardo, che sono solo propaganda, perché sappiamo benissimo che è lo Stato che vuole queste cose qui. Cioè è lo Stato, la terza industria dello Stato. È la terza industria dello Stato, che vada bene a loro o no, è la terza industria dello Stato. O decidiamo di regolamentarla come Dio comanda, se no continuiamo a vedere questa gente qui che va per strada a illudere la gente su cose che non si possono fare. Che ci ridiano 95 miliardi. Un'altra cosa, e voglio dire, il collega breve qui, che diamo voce anche agli altri, non mi infervoro questa sera perché stiamo parlando di problemi che alla gente non interessano, dell'impeachment di Napolitano, e questa gente che tira fuori i cartelloni in Parlamento, che sbraita, che schiaffeggia tutti quanti. Cioè, voglio dire, questa qui è la vecchia politica, queste persone che sono in Parlamento, gli italiani si sono già rotti i maroni. Io sono sicuro, e più della metà di quelli che hanno votato 5 Stelle dicono: cosa ho fatto quella volta a votare 5 Stelle, guardate che gente che c'è in Parlamento. L'ultima cosa, l'IMU. È sacrosanto che sulla prima casa non si paghi l'IMU. Io quante volte devo pagare le tasse sul mio reddito? Per comprarmi la prima casa non sono andato a rubare. Sulla prima casa, se noi decidiamo che la famiglia è un valore, va tutelato fino alla fine. Basta. Prego Ernesto. Vorrei dire due cose, no? Qua ci stiamo tutti quanti prendendo per i fondelli, perché mi pare che con la Tares paghiamo più di prima, quindi l'IMU hanno fatto finta di toglierla e ce l'hanno infilata dentro da un'altra parte. Cioè agli italiani vasellina a nastro e basta, cioè non dico altro, perché alla fine qua pare che cambi tutto, non cambia mai niente, è quello il discorso. Certo, volevo dare abbiamo capito, grazie, volevo dare la parola anche a Giovanni Pasqualotto, prego. Sì, si sono mischiati molti temi a partire dalla telefonata del signor Paolo. Per quanto riguarda la sicurezza idrogeologica del territorio, c'è molto da fare e non ci si può lamentare solamente quando qualche paese va sott'acqua, perché comunque è troppo tardi. Ci proviamo ogni volta al quesito. I tuoi elettori si staranno domandando: guarda chi ho votato, come diceva. Sì. Allora, noi siamo andati in Parlamento per dico noi, siamo andati in Parlamento per dare trasparenza alle cose, per dare un segnale che siamo diversi dagli altri. No, siete peggio degli altri. Siete peggio degli altri, scusate. È fantastico. Voi avete ridotto il Parlamento a un teatro. Scusa, non provi nessuna vergogna. Un insulto all'istituzione, sono un insulto all'istituzione. Stiamo rifacendo quello che è successo in aula l'altro giorno. Io sto dicendo quello che pensa la gente, che quando guarda Rai 1, la vostra emittente, vede 100 ciatroni che sembra un teatro là dentro. Ma dai, abbiate rispetto. Evitiamo la gara anche qua, se no torniamo come la puntata scorsa. Io trovo che dovresti provare quantomeno vergogna a difendere i partiti che tu qui stai rappresentando questa sera. Che partito rappresento io, scusa?
Tu rappresenti un partito che Che partito rappresenti tu? Ma che partito rappresento io? Io sono una persona che lavora, che studia, paga le tasse tanto quanto te. Tu rappresenti un Scusami partito. Tullio, scusami ma cosa stai Tullio, dicendo? Loro sono fuori dai partiti e viene qua col petto stellato là, ma dai. Popolari per l'Italia. Che cos'è? Centrodestra? È un crimine rappresentare un partito. Cos'è? No, sto solamente... Uno alla volta, uno alla volta, perché sennò attenzione, non capiamo niente. No, io sto dicendo, se mi immagino un elettore, immagino io, se avessi votato il Movimento 5 Stelle e fossi stato semplicemente elettore, adesso sono consigliere comunale in un comune di 22.000 abitanti e faccio la mia parte come cittadino, se avessi votato uno del Movimento 5 Stelle, quando allora fosse passato il decreto IMU Banca Italia, specialmente il Banca Italia, gli avrei chiesto di rendermi conto di questa cosa. Cioè, e tu che cosa hai fatto quando è passato tutto questo? Ho votato no, ma non è servito a niente. Ma come non hai votato no e non è servito a niente? Dovevi fare di più, dovevi fare tutto quello che potevi, perché altrimenti non mi puoi guardare in faccia. Ascolta, ma Grillo, Allora, uno alla volta. Aspetta. Quindi se sei minoranza... Un attimo, lo fate finire, dopo replico. Vabbè, se sei minoranza e c'è una maggioranza compatta, allora siccome democraticamente non posso più fare niente, che cos'è? È giusto aggredire? No, ma non sparo al primo che trovo e così siamo a poco. Ma che discorsi assolutamente fai? no, Scusa. ma non puoi sbandierarmi in faccia, non puoi sbandierarmi in faccia il fatto di avere, che è colpa mia, che io non volevo, anzi io volevo che tu pagassi l'IMU sulla prima casa perché non mi sono opposto ad un sopruso che è quello che è stato fatto. Non passava comunque, anche se voi anche senza teatro, non passava comunque, state tranquilli, che non siete i salvatori della patria. Anche perché cadeva il governo, state tranquilli. Fermatevi un attimo, diamo ed era più preziosa. È passata. In ogni caso, i cittadini con cui io mi confronto ogni giorno nei banchetti sono contenti di averci in Parlamento, sono contenti per la trasparenza, perché li informiamo e mai si è parlato così tanto tra le persone non avvezze alla scena politica, di politica e di contenuti. Perché siete i più bravi. Abbiamo lo strumento televisivo. Abbiamo dimostrato. Posso parlare? Posso concludere? Abbiamo dimostrato con segnali concreti di essere diversi. Abbiamo rinunciato ai rimborsi elettorali, alle indennità di carica, versiamo tutti quanti i rimborsi non goduti all'interno di un fondo per le piccole e medie imprese. Dovreste provare a farlo anche voi. Voi partiti che rappresentate, esiste il fondo per le piccole e medie imprese? Quanto c'è nel fondo per le piccole? Quanto c'è nel fondo? No, dimmi la cifra. Adesso al momento ammonta a circa, credo, 4 milioni di euro. Allora la Regione Veneto ha stanziato 9 miliardi di euro per il Veneto, voi avete stanziato 4 milioni di euro per l'Italia. Sì, ma se lo facessero tutti quanti sarebbe un bel segnale, invece i vostri partiti non fanno neanche quello. Ma se ne abbiamo appena stanziati 9 miliardi, come puoi dire che i nostri partiti non fanno neanche quello? No, ma di tasca propria significa dare un segnale di cambiamento. Ma tu quanto hai versato di tasca tua? Scusa. Di tasca tua, quanto hai versato per le piccole e medie imprese? No, scusa, visto che bisogna versare di tasca propria, tu di tasca tua quanto hai versato? Io ho messo a disposizione dei cittadini del mio comune l'intero mio gettone di presenza, che ammonta a circa 500 euro l'anno. Questo è il mio gettone di presenza, questi sono tutti i soldi che prendo. Non mi aspetto di ricevere un bravo da te, voglio che tu faccia altrettanto. Ma guarda, ma io farò altrettanto, ma il problema, tu non puoi accusare che gli altri partiti non facciano niente quando ti ha appena risposto che la Regione Veneto ha stanziato 9 miliardi. È un po' poco, cioè voi non siete diversi, voi state accusando schieramenti politici di non fare niente, quando siete i primi a non fare niente voi stessi. Ma voi state stanziando soldi pubblici, voi dovete rinunciare ai rimborsi elettorali. Scusate un momento, volevo fare intervenire anche De Franceschi. La Lega ha stanziato 100 milioni di euro col terremoto, quando c'è stato il terremoto all'Aquila. Tutti i rimborsi elettorali della Lega sono stati dati ancora quando c'è stato il terremoto all'Aquila per i terremotati. Sono stati ricevuti, sono stati assolutamente utilizzati. sì. È importantissimo. Facciamo parlare anche gli altri, per piacere. Dai. Esatto. Comunque non vorrei fare un ragionamento di demagogia o cose del genere, però vorrei lanciare una testimonianza. Io ho 62 anni, sono sempre stato imprenditore, ho avuto la fortuna di lavorare 42 anni ininterrottamente come imprenditore e ho deciso di mettermi a disposizione di un servizio politico con Fratelli d'Italia perché ho una grande paura. Ho una grande paura soprattutto per l'Italia che lascio a mio figlio.
e quindi, avendo comunque un'esperienza, sono onorato di lavorare assieme a Nicola, perché comunque Nicola ha bisogno anche lui di riferimenti, ha un grande entusiasmo, ha energia, potenzialmente ha anche voglia di mettersi in discussione, sbaglierà, farà, però comunque abbiamo creato un gruppo, abbiamo solo 9 parlamentari, mettono i cartelli, però insomma fanno quello che devono fare. Credo che Giorgia Meloni parli in maniera che non cerca l'interesse personale, ma cerca di riuscire a realizzare un qualche cosa di diverso. Probabilmente quel qualcosa di diverso lo farà Nicola, probabilmente non lo farò io. Non abbiamo quell'ambizione di essere amministratori, anche perché comunque ne abbiamo pochi, abbiamo anche la fortuna di avere un sindaco in Italia, uno. Però in questo caso abbiamo la possibilità di creare, di cercare di fare una politica onesta, buona, cercando di essere un servizio che nasce dal territorio, quindi con Alessio Zanon magari ci confrontiamo, cerchiamo di parlare, io sono di Abano, lui è di Abano, quindi, però credo che alla fine è chiaro che facciamo i conti con i nostri amministratori. Io ho lavorato anche con la pubblica amministrazione per le automazioni organizzative. Vi posso dire che comunque parliamo di 1 miliardo e abbiamo paura. Abbiamo stanziato 9 miliardi. Non stiamo parlando di spending review, non stiamo parlando di riduzione della spesa pubblica. Qui ci aumentano le tasse e forse ci troviamo un governo che spende il doppio. Quindi su questo dobbiamo essere bravi padri di famiglia, perché se io non posso fare la spesa, ok, non spendo. E per questo chiaramente rinuncio a dei servizi alla mia famiglia e questo mi pesa molto. Quindi dobbiamo creare dei valori, noi abbiamo dei valori di destra che nascono dalla famiglia, non è che siano diversi da voi. Abbiamo una logica, perché io sono sempre stato elettore, ho messo sempre una X proprio per esprimere, avendo tante speranze. Adesso credo che la misura sia anche colma. Dobbiamo comunque metterci a lavorare con l'idea che Nicola possa trovare lo stesso futuro che ho io. Quindi parlando di pensioni d'oro, non trovo giusto che uno, se ha la fortuna di pagare oggi la sua contribuzione per avere una pensione, una quota parte della sua contribuzione debba pagare una pensione di qualcuno che ha la pensione d'oro, che l'ha avuta per privilegi e non per contribuzione. Questo è un insulto alla miseria, è un insulto a chi lavora tutti i giorni. Questo lo dico con animo proprio perché sento il problema che ha mio figlio di esprimersi sul mercato, che non ha quelle opportunità. Perché una volta forse, io ho fatto anche il 68, il famoso che sognava a California, la musica, quel che vuoi, una chimera. Però noi a giovani dobbiamo dare speranza. Non dobbiamo creare voglia di essere polemici o dire abbiamo stanziato. Io non ho stanziato un tubo. Se li ha stanziati qualcosa Giorgia Meloni quando era ministro alle infrastrutture e alle zone, non l'ho stanziato io. Però comunque, se qualcuno ha stanziato, deve seguire lo sviluppo delle aziende. Ci sono contributi europei che vengono assegnati all'Italia e che non aiutiamo le aziende a prenderli. Ok? Li perdiamo, li lasciamo assolutamente giù. Noi dobbiamo essere quelle persone competenti per background professionale, perché comunque io non faccio il politico per avere lo stipendio o la pensione di merito per aver fatto comunque il politico, ma dobbiamo mettersi a fianco alle aziende perché facciano i loro progetti, difendono il loro know-how, perché quello è il valore. Il know-how non sono i macchinari che funzionano dalla mattina alla sera, il know-how è quello che sa fare l'artigiano. Però, quello è il valore, scusate. E poi andiamo, per tornare al tema invece della serata, a vedere l'intervista del deputato e eurodeputato della Lega che dice: sono contro l'euro, che sono gli unici che ci danno i soldi, che io sappia. Gli unici soldi che arrivano da chi? Ragazzi, io intanto l'euro lo vorrei ridiscutere un momentino. A studiare allora tutti gli aiuti. Prima di cancellarlo lo vorrei ridiscutere. Allora, prima di scatenarci sulla questione dell'euro e su quello che ha detto l'europarlamentare Fontana, andiamo un attimo in pubblicità e dopo ricominciamo dai giovani
andiamo fino alla fine della trasmissione. Pubblicità, ci vediamo tra qualche minuto. L'Italia dei valori, quanto ha preso?